Pier Andrea Saccardo nasce nel 1845 a Treviso e è la figura di spicco più importante per le ricerche botaniche nella provincia trevigiana tra la fine dell'Ottocento e i primi anni '20 del Novecento. Ci troviamo all'interno della sala Terre Emerse del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, una sala dedicata in gran parte alle specie animali e vegetali degli ambienti veneti. Molte di queste specie, soprattutto vegetali, si collegano alla una delle collezioni più importanti che abbiamo in deposito presso il museo, e cioè l'Herbarium Tarvisinum di Pier Andrea Saccardo. Un erbario che Pier Andrea Saccardo compose in giovane età, tra il 1860 e il 1865, con piante rintracciate nei dintorni, nelle campagne circostanti alla Selva del Montello, dove lui trascorreva le vacanze pasquali e autunnali, e alle pendici del Montello stesso. L'aggancio della collezione botanica Herbarium Tarvisinum e la sala Terre Emerse è che molte delle specie che noi ritroviamo nei fogli d'erbario del Saccardo le ritroviamo anche esposte in questa sala, come specie tra le più significative e frequenti degli ambienti che possiamo ritrovare nella provincia di Treviso. Questo erbario era conservato nell'allora Museo di Storia Naturale di Treviso e all'inizio del Novecento fu trasferito all'Istituto Tecnico Riccati di Treviso. Tutto il fondo Riccati, che è composto da numerose collezioni scientifiche, è in deposito al Museo Civico di Montebelluna dal 1990 su iniziativa dei dirigenti dell'Istituto Tecnico e dell'amministrazione del Comune di Montebelluna per le necessarie opere di musealizzazione, conservazione e valorizzazione. La sua opera di botanico si concentrò all'inizio, e ne è testimonianza il suo erbario giovanile che abbiamo in deposito qui al museo, sulle specie floristiche della zona montelliana e delle campagne del Trevigiano. Quando cominciò a lavorare all'Orto Botanico di Padova, si occupò di molte delle specie presenti nell'orto e studiò campioni provenienti dal resto dell'Italia e da tutto il mondo. È ricordato principalmente come Linneo dei funghi, in quanto la sua opera è legata alla Silloge Fungorum, 22 volumi dedicati alla sistematica dei funghi. La Silloge Fungorum è considerata l'opera miliare per quanto riguarda la sistematica del gruppo dei funghi. Saccardo ne contò nella sua Silloge 72.000. Per capire l'importanza della Silloge Fungorum basti ricordare che gli americani alla fine della Seconda Guerra Mondiale, per una clausola armistiziale, potevano riprodurre senza pagare i diritti un certo numero di opere dei paesi vinti. Tra queste opere scelsero la Silloge Fungorum. All'interno di ogni foglio d'erbario è presente il cartellino originale e il cartellino con la revisione del nome scientifico. Il cartellino è la documentazione più importante per ogni oggetto all'interno di un museo, che riporta non soltanto che cos'è quell'oggetto, ma chi l'ha trovato, quando è stato trovato, ed è l'inizio di tutta una serie di studi successivi, dalla catalogazione a ricerche di altro tipo.